Le vicentine del Grifone Volley in maglia rossa giocano col capitano Alessia Cogato alzatrice, Anna Cappellari opposto, Anna Fanchin e Ilaria Rigon schiacciatrici, Laura Gaeta e Valeria Lunardi centrali, Alessandra Campagnolo libero. Il primo allenatore è Andrea Bonetto, il secondo Michele Grasselli. Le ospiti rodigine del BVS Volley in divisa bianco-blu, allenate da Maurizio Ruggero e Alberto Nicoli, schierano l'alzatrice Elena Ferraù, l'opposto Cristina Boscolo, le schiacciatrici Sonia Penolazzi e Francesca Travaglia, il capitano Arianna Biasin e Milita Bregolin centrali, il libero Giorgia Roccatello. Il Grifone avanti sul 5-0 subisce il ritorno sul 6 pari del BVS, che cresce a muro e in difesa nel corso della prima frazione, passando in vantaggio sul 12-11. Le bianco-blu rodigine allungano sul 17-14, ma le locali rientrano sul 19 pari, agevolate da una doppia in palleggio e da un fallo di posizione delle ospiti. Nel finale lotta punto a punto con azioni prolungate ed errori da ambo le parti. 2 attacchi vincenti di Anna Cappellari risultano determinanti e il Grifone conquista il primo set per 25-23. Il BVS migliora decisamente a muro, conquistando 3 punti di vantaggio nelle fasi iniziali della ripresa. Le ospiti sono più incisive in battuta e negli attacchi portati con le bande. Il Grifone si affida alla grintosa Ilaria Rigon e al giovane opposto Anna Cappellari, riuscendo a rientrare sul 12 pari. Le bianco-blu rodigine tuttavia vanno a segno in attacco e a muro con le esperte centrali Biasina e Bregolin. Mettono in difficoltà la ricezione vicentina allungando nuovamente sul 16-13. Coach Bonetto inserisce la centrale Lara Pressanto per la Lunardi. Poi fa il doppio cambio con l'alzatrice Laura Crestani e Giada Marcolongo al posto di Cappellari e Cogato. Ma non c'è nulla da fare dato che l'attacco del Grifone non riesce a passare. La ricezione salta e il BVS vola sul 23-16. La combattiva Rigon non basta per recuperare il gap e la seconda frazione termina sul 25-19 per le rodigine. Le ragazze di casa ripartono con Giada Marcolongo confermata nel ruolo di opposto per la Cappellari. Il Grifone, concreto e determinato, stacca le ospiti sul 6-1. La ricezione precisa e la buona distribuzione di gioco della palleggiatrice Cogato mettono le attaccanti vicentine nelle migliori condizioni per colpire da ogni zona del campo. Le ragazze in rosso vanno a segno con l'ottima Ilaria Rigon. Molto positiva in attacco anche Anna Fanchin e Giada Marcolongo. Bene la neoentrata centrale Pressanto. Dall'11-8 in poi il BVS sparisce dal gioco e si assiste a un monologo del Grifone, che piazza un micidiale parziale di 9-0 allungando sul 20-8. La reazione delle ospiti, timida e tardiva, non inverte il trend e le locali chiudono agevolmente il terzo parziale sul 25-16 con l'attacco vincente di Anna Fanchin. Son cortège d'horreur, tous ces milliers d'enfants qui meurent, la grève des bus et des facteurs. Andamento del tutto opposto all'inizio del quarto set, con la ricezione del Grifone alle prese con evidenti problemi, esaltati dal servizio aggressivo di Francesca Travaglia. Cerchiamo di andare a controllare la palla, il braccio disteso, con pazienza, senza voler mettere la palla a tutti i costi lì. Ok, la palla. No, avanti. Il BVS ritrova regolarità appoggiando l'attacco sulla banda Penolazzi. Le vicentine per contro continuano a soffrire e a sbagliare troppo in ricezione. Coach Bonetto opera un doppio cambio, facendo entrare la Crestani per la Marcolongo e la Cappellari per la Cogato, ma il BVS allunga ancora sul 15-7. Dopo il doppio cambio di ritorno, la banda Fanchin e la centrale Pressanto provano a scuotere il Grifone, ma la rimonta non scatta. Il finale è tutto di marca BVS. La Boscolo mura la Fanchin. La Bregolin colpisce su primo tempo e il muro vincente della centrale numero 8 manda le squadre al tie break. Per le vicentine l'opposto numero 5 Anna Cappellari sostituisce la Marcolongo. I primi scambi del tie break vedono le ospiti portarsi al comando, sfruttando alcuni errori in ricezione delle locali.
Rigone e Pressanto tengono in partita il Grifone, ma il BVS forza il servizio. Mura, Rigone e Marco Longo crea un break di 4 punti cambiando campo in vantaggio sull'8-4. Anna Fanchin e Lara Pressanto innescano la rimonta delle padrone di casa, che si conclude sul 10 pari. Il muro della Biasin sporca l'attacco della Fanchin. Le rodigine contrattaccano a punto da posto 4 e una doppia della Cogato riporta il BVS a +3 sul 13-10. È il momento cruciale. Anna Cappellari, la più giovane delle vicentine, colpisce di precisione. Poi mura la Penolazzi, risollevando il Grifone sul 13 pari. Il BVS ricorre al pallonetto, ma le locali recuperano e colpiscono col contrattacco vincente della Rigon. Sul 14-13 Laura Gaeta ha la meglio sulla Biasin, firmando il match point per le ragazze del Grifone. Siamo comunque contenti, abbiamo fatto un punto, è un piccolo inizio, speriamo che sia il primo di tanti altri punti. E anche da dire che comunque il gruppo è stato creato ex novo pur avendo conservato tanti elementi dello scorso anno, e quindi ci aspettiamo insomma di ingranare al 100% e quindi di fare un campionato che non sia solo in salita ma che regali anche tante soddisfazioni. C'è stata molta grinta, siamo state brave a tenere su la partita anche perché come squadra femminile ovviamente abbiamo i nostri blackout ogni volta che giochiamo. Abbiamo anche una squadra molto omogenea e che sostituisce molto bene le compagne che escono, quindi non abbiamo problemi in generale. Bisognerebbe come squadra avere più grinta, un po' di più, essere più aggressive, questo sì. Per quel che riguarda il gioco, diciamo che mi sarebbe piaciuto un po' di più smarcare i centri, però abbiamo degli ottimi cambi comunque in panchina, c'è chi sa sostituire la compagna e entra in campo con la stessa grinta e la stessa carica che hanno le altre ragazze, per cui credo che sia questo il valore della squadra, che tra le altre cose se gioca così penso che e spero che possa fare un buon campionato, per cui sono veramente contenta.